Voglio parlare oggi di attualità politica, parliamo di questa revisione della spesa, spending review, lo facciamo con il governatore del Veneto, Luca Zaia, che saluto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno dottor Milan, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, lei è uno dei governatori che più ha criticato questa spending review, cosa non le piace soprattutto? I tagli alla sanità? Ma guardi, io sono per la spending review, penso che una bella dieta dimagrante a questo paese serva e sia salutare. La verità è che fare tagli lineari finisce di punire i virtuosi e premiare ancora gli spreconi, ovvero massacri delle formiche e premi le cicale. Per esempio, so che nella regione Veneto voi siete effettivamente una delle regioni più virtuose dal punto di vista della spesa della sanità, però mi pare che ci siano sui 19.000 posti letto il 20% vanno tagliati. Lei è cosa è disponibile a concedere su questo? È disponibile a dire no, non si passa e faremo battaglia dura e pura? Ma guardi, le dirò di più, mi permette di correggerla. Innanzitutto la Regione del Veneto è la più virtuosa d'Italia, questi sono i dati ministeriali per la spesa sanitaria. Noi non abbiamo il problema del parametro posti letto perché la spending review lo pone a 3,7 posti letto ogni 1000 abitanti, noi siamo a 3,5, per cui non abbiamo nessun problema di taglio. Tanto meno abbiamo i piccoli ospedali perché da noi sono spariti da anni. La verità è che ci vorrebbe più coraggio a Roma se applicassero i parametri, che so, le faccio un esempio, del Veneto, della Lombardia, avrebbero molto più gettito e ovviamente eviterebbero molto più spreco. Invece si sceglie di avere meno gettito di miliardi di euro con la spending review, ad esempio sulla sanità, penalizzando chi già la cura dimagrante l'ha fatta. Cioè voi volevate, come dire, andare a fare questi costi standard, per esempio, e colpire e adeguarsi a quello, e lei dice noi al Veneto siamo a posto, che si adeguino gli altri. Ma le dico di più, se una siringa costa 6 volte tanto in giro per l'Italia rispetto al Veneto, alla Lombardia, al Piemonte o all'Emilia, non capisco per quale motivo dobbiamo fare un taglio orizzontale sulle regioni dove costa un sesto questa siringa, ma andiamo a tagliare quei 5 sesti in più delle altre regioni. Basterebbe guardare un dato, magari qualcuno si prenderà anche la briga di fare questa analisi. Andate a guardare il numero dei primari per specialità, aumenta esponenzialmente partendo da nord e andando verso sud. Non sarà mica un fatto questo, gli l'ottorino laringoiatra, in Germania ce ne sono uno ogni 1.000.000 di abitanti, in Italia evito di dirvi il dato perché è veramente pauroso. Senta, ma mi dica, lei è disposto ad accorpare per esempio qualche ospedale, oppure può annunciare qui, no, la Regione Veneto, posso dire, non ci sarà nessun accorpamento per esempio di ospedale? Ma guardi, noi l'abbiamo già fatto questo, lo stiamo facendo ancora a prescindere dalla spending review, tant'è vero che abbiamo approvato il nuovo piano sociosanitario che parla addirittura di abbandono totale della spesa storica in Veneto, quindi noi abbiamo i costi standard già applicati. Ma le dirò di più, tutte le economie di scala che potevamo fare sul fronte dell'efficienza, delle economie di scala le abbiamo fatte, quindi il Veneto non conosce il problema dei piccoli ospedali dove ci sono magari più dipendenti come accade in giro per l'Italia dei posti letto. Noi questo problema non ce l'abbiamo, per questo siamo arrabbiati. Si tagli dove si spreca. Siete arrabbiati, però cosa siete disposti a fare? Cioè, a parte battagliare in Parlamento quando il provvedimento arriverà, cosa pensate di fare? Guardi, noi crediamo nella democrazia. Io sono assolutamente convinto che la spending review così impostata sia incostituzionale, ma non lo dico perché mi voglio riempire la bocca di questo termine, ma perché sono estremamente convinto che c'è una disparità di trattamento evidente tra regione e regione. Tu non puoi tagliare a me che sono virtuoso, cioè sono la belle della situazione, e premiare come al solito Caino. Cioè, Allora, farete ricorso quindi? Potreste fare ricorso? Il ricorso è il minimo che faremo tutto quello che possiamo fare per dimostrare ai cittadini che noi siamo a favore della spending review, ma che faccia pagare chi veramente sta sprecando. Senta, visto che Monti si è molto arrabbiato per le critiche fatte al presidente di Confindustria, lei per esempio non teme poi di essere accusato di voler soffiare sul fuoco dello spread, per esempio, con queste critiche al governo italiano? Ma guardi, io penso che i problemi siano altri, non le dichiarazioni del presidente Squinzi. La verità è che Monti, se vuol fare qualcosa di positivo per questo paese, e noi tutti l'abbiamo, diciamolo, intimamente sperato, è che avesse ancora il coraggio di applicare il federalismo, quello vero. Monti sa benissimo che è costretto e sta facendo delle manovre semplicemente perché l'unica parte del paese che può ancora penalizzare è il nord, e lo sta facendo in maniera molto egregia, ci penalizza tutti i giorni con ogni provvedimento, perché ogni volta che pensa minimamente di mettere mano
agli sprechi di altre parti d'Italia, qualcuno lo ferma. Ma chi qualcuno? Perché lei se lo vede un Monti che è per il sud? Ma guardi, io non so per cosa sia. I dati concreti sono che di un governatore che può semplicemente dire che si ritrova con un terzo del bilancio della spesa libera rispetto a prima. E soprattutto le parla il governatore di una regione che non ha applicato l'addizionale IRPEF. Penso di essere l'unico in Italia a non aver applicato tasse ai miei cittadini da 2 anni a questa parte. In Veneto non si paga l'addizionale IRPEF. Penso che quando tu chiedi di applicare, come è accaduto, sto parlando del governo Berlusconi, un ticket per pagare i mancati trasferimenti da Roma verso le nostre regioni per la sanità, e ti accorgi che il nord, ad esempio la mia regione, deve pagarlo più alto perché ci sono regioni in giro per l'Italia che hanno troppi agenti ticket, questa è la dimostrazione che ci vorrebbe più coraggio. Insomma, visto che è periodo di voti, tutti li danno, dia il suo voto a Monti, mi sembra un disastro, cioè almeno dal suo punto di vista. Il voto al governo Monti che voto darebbe? Ma guardi, cioè io penso che il problema non sia quello di dare le pagelle, non ho mai dato voti ai professori, ho sempre odiato questo sistema. Per me è un NC non classificato. Non classificato. Lei su un argomento specifico, quello dell'area metropolitana di Venezia, addirittura ha detto che il governo cerca la rissa con il nord. In che senso addirittura? Ma guardi, che ci voglia una ristrutturazione ci sta, ma che si decida di farla solo in Veneto, cancellando la provincia di Venezia e dicendo che dal giorno dopo chi governerà questa provincia sarà il sindaco di Venezia, con tutto il bene che voglio a Giorgio Orsoni, che è un amico, una persona che stimo, che è il sindaco di Venezia. È impensabile fare questo, ma lo sa benissimo anche il sindaco di Venezia, perché la provincia di Venezia non si identifica tutta su Venezia, è una provincia particolare, peraltro con dei comuni secessionisti che chiedono di andare in Friuli, e il governo lì, come quelli che fanno i giochi di guerra programmando con il compasso e facendo calcoli su territori che manco conoscono, decidono che questa provincia, che è lunga e stretta, e quindi sono dei comuni distantissimi dal capoluogo, prova ne sia che anche in questi giorni si è fatto un voto per il passaggio di alcuni comuni al Friuli, si decide che il sindaco di Venezia debba governare di fronte a una presidente di provincia eletta democraticamente da tutti. Ma almeno sulle province, ecco, mi dica la sua, cioè, nel senso, perché a voi dice respingo tutto quello che sono le idee di tagli perché noi in Veneto siamo già virtuosi. C'è un qualcosa su cui può cedere? Per esempio le province, appunto, secondo lei sono utili, servono? Ma guardi, lo chiede un ex presidente di provincia che non ha passato il suo tempo a giocare a dama o a scacchi. E noi abbiamo fatto opera, abbiamo fatto coordinamento, e le dico solo che nel 2000 io ho chiuso tutte le discariche in provincia di Treviso e siamo ancora oggi la prima provincia d'Italia per la raccolta differenziata. Ci vuole un livello intermedio tra regione e comune, questo è fuori di dubbio. La verità è che ci sono delle province che vanno chiuse, penso che le piccole province, le nuove nate in virtù dei grandi campagne elettorali che si sono fatte in giro per l'Italia, quelle sicuramente non ci vedo nessun problema perché vengano chiuse. Mi tolgo una curiosità, alla fine l'ha pagata l'IMU lei? Perché Maroni l'ha pagata e ha detto di sì. Lei l'ha pagata? Guardi, io l'ha pagata mia moglie, visto e considerato che io non sono titolare di nessun immobile. L'abbiamo pagata, abbiamo fatto questa battaglia, crediamo che sia una battaglia sacrosanta da fare, e devo anche dire che ho dichiarato in tempi non sospetti che noi, se qualcuno va a vedere le mie dichiarazioni, noi dobbiamo fare le battaglie ma non mettere nei guai i cittadini. Quindi alla fine ha ceduto, non ha fatto la resistenza, non ha obbligato sua moglie soprattutto a fare la resistenza fiscale. No, guardi, le tasse vanno pagate, soprattutto in questo momento nel quale i cittadini hanno bisogno di certezze. E dico soprattutto perché magari in altri momenti qualcuno si permetteva anche di dire non la pago, mi faccio fare il fermo amministrativo, che so, dell'automobile piuttosto che del motorino. La verità è che comunque si risponde alla legge rispettando la legge, ma ci si può opporre alla legge utilizzando la legge. Mi faccia fare un'ultima domanda sulla questione, sulla tenuta politica, perché Formigoni, proprio a questi microfoni 3 giorni fa, ha detto, attenzione, ha ribadito questo, che lui non chiama ricatto politico, però suona un po' così, cioè se cade la regione Lombardia, il patto che tiene in piedi anche la regione Piemonte e la regione Veneto, che è il patto PDL Lega di qualche anno fa, a questo punto viene meno. Quindi se cade una regione potrebbe cadere anche altre regioni. Lei come lo chiama? Ricatto? Una legittima rivendicazione politica del presidente Formigoni?
guardi, chi mi conosce sa benissimo che io parlo delle mie cose, parlo sempre dell'amministrazione, prova ne sia che quando sono invitato nei talk show, se gli argomenti sono quelli come questo, evito. E penso che i miei veneti non siano interessati a sentir parlare il loro governatore di fatti che poi non interessano a nessuno. I veneti vogliono vedere risultati, come i lombardi, i piemontesi. Se si mandano a casa le amministrazioni perché lo decidono le segreterie di partito, vuol dire che è la fine. Ma nel mio caso io rispondo ai veneti. Però Formigoni l'ha tirata in ballo, cioè nel senso ha detto se cade qui allora cade, poi rischia di cadere anche di qua e di là, cioè in Piemonte e in Veneto, cioè lei non vede questo rischio, cioè si sente solido fino alla fine del mandato. Ma guardi, non è proprio una mia preoccupazione, non ho mai vissuto con l'ansia di cadere, di restare in piedi, di pensare a cosa farò quando avrò finito il mio mandato. Penso che i cittadini abbiano sempre apprezzato questo e i risultati mi hanno sempre dato ragione.